Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici di Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi, come sempre ragioniamoci sopra. Allora, noi parliamo sempre chiaramente di autonomia, di quello che bisogna fare per arrivare finalmente alla madre di tutte le riforme che possa portare a una minore inefficienza della spesa pubblica e soprattutto a un maggiore benessere da parte delle regioni, che avranno l'autonomia di poter spendere bene nei posti giusti al momento giusto i soldi pubblici e gestire chiaramente le risorse, magari anche abbassando le tasse. Allora, a proposito di tasse, tante tasse che noi paghiamo vanno a finire in Europa. L'Italia è un contributore netto dell'Unione Europea, in quanto diciamo che dà più di quello che riceve, perché poi l'Unione Europea i soldi che ha li utilizza per chiaramente creare una, come dire, obiettivo di coesione, in modo da aiutare i territori che sono ufficialmente in base ai PIL, in base al PIL e a vari altri indicatori un po' più indietro rispetto alle regioni più avanzate, appunto ha creato questi fondi di coesione, in modo che i territori possano beneficiare, a volte anche all'interno degli stessi, non so, anche all'interno della stessa Veneto o Lombardia ci sono delle zone che hanno dei coefficienti diversi chiaramente, e poi però ci sono proprio delle regioni che beneficiano di più soldi rispetto ad altre. Facciamo un esempio, anche se non c'entra niente con i fondi di coesione, però per capirsi, il PNRR, che sono più o meno 210 miliardi, poi saranno meno, metà debito, metà anche a fondo perduto, anzi un po' più di metà è debito, e gli altri sono a fondo perduto. Ecco, questi soldi qua sono stati praticamente sono arrivati dall'Unione Europea attraverso l'emissione di un Eurobond comune, con una destinazione ben precisa. Il 40% praticamente di questi fondi, in poche parole, sono destinati obbligatoriamente al Sud, proprio per una questione di migliorare la qualità della vita dei servizi, soprattutto delle regioni che attualmente sono un po' più indietro rispetto alle altre. Andiamo a vedere però questi fondi europei come vengono spesi. Allora, pochi giorni fa è uscito uno studio che vi dico anche di chi è, il servizio studi della Camera quindi non una questione, come dire, una fonte una fonte secondaria, è il servizio studi della Camera sulla politica di coesione in Italia. Allora, leggiamo cosa è emerso, che viene fuori che i fondi strutturali sono più utilizzati al nord, mentre il sud è più lento nell'utilizzarli. Sono le regioni più sviluppate, sostanzialmente quelle del nord, leggo una agenzia che è uscita, quelle che riescono ad utilizzare appunto meglio i fondi strutturali europei, mentre quelle meno sviluppate, dove le risorse dovrebbero essere più necessarie, sfruttano le disponibilità con meno efficacia. E questo non lo diciamo noi, ma lo dice appunto il servizio studi della Camera sulla politica di coesione in Italia. Perché questo, se guardate praticamente alla programmazione 2021-2027, no? I due fondi strutturali che sono il FESR e il FSE Plus, adesso uno sembra che siano delle parolacce, però sono soldi, sono quelli che attuano più di tutti gli altri la politica di sviluppo regionale, e sono, sentiamo anche che cifra è in ballo, 72,7 miliardi. Allora, 72,7 miliardi sono più o meno un 3,5% del PIL in un anno. Quindi in teoria, se noi lo dividiamo per 7 anni, 3,5, dovrebbe essere solo con i fondi strutturali dovremmo avere un più 0,5 del PIL, che però poi non lo riscontriamo, no, a livello reale, perché a volte noi diciamo, vediamo che in base alle stime e ai numeri che magari escono dall'Istat, non sempre quei numeri sono, come dire, corrispondenti a questo. Per cui in teoria noi dovremmo avere più o meno uno 0,5, anche un po' meno, no, di PIL quasi, come dire, pronti via, perché arrivano i fondi strutturali se li spendessimo tutti bene.
in realtà non li spendiamo bene. E il paradosso, dice appunto il Servizio Studio della Camera proprio sulle politiche di coesione in Italia, dice che sono le regioni che ne avrebbero più bisogno, e sono quelle del sud, in base a questo studio, che son quelle che non riescono a spenderli bene. Praticamente, appunto, adesso andiamo avanti, programmi nazionali, lo stato di avanzamento degli impegni è pari a livello nazionale al 18%, quindi non è che adesso quelle magari anche del nord sono avantissime, però uno può anche dire: "Ci mancherebbe, c'è tempo fino al 2027, va benissimo". Comunque, appunto, lo stato di avanzamento degli impegni è pari a livello nazionale al 18,2% e quello dei pagamenti al 5,1%. Anche qua troviamo sempre un problema grosso, che è quello legato ai pagamenti della PA, che per fortuna, per carità, sono migliorati rispetto gli anni precedenti. Vi ricordate, parliamo anche di 12, 13 anni fa, c'erano dei momenti in cui si aspettavano anni, c'è stata gente che si è impiccata, i famosi suicidi eccellenti di alcuni imprenditori che avevano alle calcagna magari Equitalia, ma dovevano riscuotere dei crediti da parte dello Stato. Fortunatamente è migliorato, ci sono state delle direttive che hanno ridotto a 60 o addirittura 30 giorni i limiti di pagamenti delle fatture per i fornitori da parte della pubblica amministrazione, è migliorato molto. Ciò nonostante sui pagamenti, gli impegni di pagamenti siamo ancora al 5,1%. Nel senso che non tanto che vengano pagate le fatture, ma quanto arrivi proprio il denaro pronto per essere speso. Ma le regioni più sviluppate viaggiano invece in realtà a ritmi decisamente accelerati rispetto a quelle meno. Allora vediamo adesso che in testa ci sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Veneto e Val d'Aosta hanno impegnato il 18,6% dei programmi nazionali. Ebbene, già adesso, che comunque siamo a metà del guado, 2021-2027, il 32, cioè praticamente un terzo di quelli regionali, spendendo rispettivamente lo 0,6 e l'11% con una forte spinta dunque a livello locale. Questo cosa ci dice? Che ci sono appunto queste 7, 8 regioni, che purtroppo la regione più a sud è il Lazio, ehm la parte nazionale hanno speso relativamente poco, ma la parte regionale, quando noi diciamo che l'autonomia porta a una efficienza maggiore della spesa, proprio perché il territorio sa dove spendere e come spendere bene i soldi, con progetti concreti, non progetti che dici faremo, diremo, abbiamo parlato nelle varie puntate scorse anche degli asili nido, che se fossero implementati, portati a casa, messi a terra, come diceva il presidente Mario Draghi, noi avremmo in teoria addirittura nel medio e lungo periodo, un aumento della demografia e quindi della capacità diciamo procreativa, degli italiani, della popolazione italiana, un aumento della popolazione italiana che si traduce sempre in aumento del PIL. Più persone, più PIL. E invece quando tu hai meno persone e addirittura con un invecchiamento della popolazione, l'ha detto anche il ministro Giorgetti pochi giorni fa, segnalando che c'è un rischio enorme di spopolamento, soprattutto appunto nelle regioni del centro-sud, soprattutto nelle regioni del sud, che cosa comportano? Che poi tu avrai adesso delle cattedrali nel deserto, magari crei l'asili nido, ma se ora che le crei passata la sanità, poi però se la gente non c'è più, perché c'è l'invecchiamento, lo spopolamento, le migrazioni, di fatto cosa succede? Che tu hai creato, speso soldi per nessuno. Tornando a questo all'analisi del servizio studio della Camera, cioè sul discorso cioè vediamo che in alcune regioni siamo addirittura a un 32% dei progetti regionali già praticamente impegnati, con una buona, anche media, sempre se possiamo chiamarla buona nella media nazionale, dell'11% proprio sui pagamenti. Proprio questo deriva da una grande spinta locale. Invece vediamo che dall'altra parte Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno invece impegnato il 16% delle risorse, e là invece eravamo al 18,2, quindi comunque un po' più meno, e molto meno l'8,3 di quelle regionali. Le percentuali di pagamento sono in questo caso rispettivamente del 3,7 e 2,8. Infine le regioni in transizione, ovvero Abruzzo, Marche e Umbria, registrano una
avanzamento di impegni pari al 16,2 dei programmi nazionali e del 26% di quelli regionali, con pagamenti di appena lo 0,1% nel primo caso e 5,6 nel secondo. Ma ritorniamo al discorso proprio dei fondi di coesione, cioè nascono per creare una maggiore coesione, l'abbiamo appena detto. Ma la roba pazzesca è quando si dice l'autonomia, no? L'autonomia è responsabilizzazione, responsabilità della gestione delle risorse pubbliche e del bene comune, chiaramente, per migliorare i servizi ai cittadini. Ora, hai i fondi di coesione? Benissimo. Te li dà l'Unione Europea? Benissimo. Che poi son soldi nostri? Benissimo. Sono addirittura meno di quelli che dovremmo avere perché, per esempio, apro una parentesi, la Polonia è diventata credo il paese con la miglior performance di PIL dal 2005 fino a oggi, addirittura ha una performance anche di produttività maggiore del Giappone. Questo perché ha usato molto, molto, molto bene i fondi di coesione europei, che le hanno permesso di creare infrastrutture di tutti i tipi e di attirare gente, oltre che connazionale, ma anche altra gente. È diventato un polo di catalizzatore europeo, soprattutto dell'Est Europa, ed è, chiamiamola così, la tigre dell'Europa, no, quando si parlava delle tigri asiatiche, quando avevano performance esorbitanti, tipo la Malesia, l'Indonesia negli anni 90, primi 2000. Ecco, la Polonia è proprio la tigre dell'Europa come performance economiche e come prospettive soprattutto, grazie all'utilizzo ottimo dei fondi di coesione. Qua cosa succede invece? Che abbiamo delle regioni che quelle che in teoria, tra virgolette, non avrebbero bisogno, invece a livello regionale stanno portando avanti di botto i programmi regionali e anche con i pagamenti. E sono, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo però, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Toscana, Veneto, Valle d'Aosta. 33% dei progetti regionali, fondi regionali sono già pronti via avviati. Altre regioni invece, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, hanno impegnato solo l'8,3% dei programmi regionali. Cioè, ma ragazzi, cioè, non è una quando si parla dell'autonomia, non è una questione che l'autonomia aumenta le disuguaglianze, ma se i soldi che tu hai a disposizione non li utilizzi, possiamo dare 100, 200, 300, 400 miliardi a magari un territorio che sia, come dire, un po' più indietro rispetto ad altri. Ma se poi non riesci a usare i soldi, no, se non c'è quella responsabilizzazione che lo vediamo proprio nell'utilizzo, diciamo ormai da anni, di questi fondi, di coesione europei, cioè allora perché allora frenare invece chi è capace di usarli? Cioè, non so se mi son spiegato bene, l'autonomia non è, e quindi e lo diciamo qui sempre, un qualcosa che crea disuguaglianze, è proprio l'autonomia che ridurrebbe le disuguaglianze, perché mette di fronte alla propria responsabilità un amministratore, perché non c'è più Babbo Natale che ogni anno dà dei soldi tanto per gradire, in modo che a livello politico nessuno rompa le scatole, e invece qua, cavolo, con questo sistema qua creiamo disuguaglianze che, le regioni che avrebbero bisogno non spendono i soldi, invece quelle che invece hanno meno bisogno li spendono quasi tutti, o comunque si portano molto avanti. È un mistero incredibile che però prima o dopo andrà sanato, no, ma noi adesso ci sentiamo una canzone e poi ci sentiamo fra pochissimo per un altri 2, 3 dati carini. A fra poco, ciao. It's late evening and looking for a scene in my answer to show me what life means. 'Cause people crying right under my feet. I feel so helpless to mentally defeat the ancient question of why war and poverty can often lead you to life's insanity. But if we listen, we better guarantee that the world goes on and on and on and on.
keep living and you see this has to be. 'Cause this is all that there was and all that ever will be. Love keeps turning. All that there was and all that ever will be. 'Cause this is all that there was and all that ever will be. Love keeps turning. All that there was and all that ever will be. Trains about to 2,000 under sea, and how the fishes will swim the dirty seas, and how synthetic foods will nourish me. It's so pathetic to live like a machine. Now the world goes on and on and on and on. Just keep living and you'll see this has to be. 'Cause this is all that there was and all that ever will be. Life keeps turning. All that there was and all that ever will be. Yeah. 'Cause this is all that there was and all that ever will be. Life keeps turning. All that there was and all that ever will be. This is all that there was and all that ever will be. Love keeps turning. All that there was and all that ever will be. 'Cause this is all that there was and all that ever will be. Love keeps turning. All that there was and all that ever. This is all that there was and all that ever will be. Love keeps turning. All that there was and all that ever will be. Love keeps turning. 'Cause this is all that there was and all that ever will be. Love keeps turning. Rieccoci amici a Ragioniamoci Sopra. Allora, torniamo a bomba. Si dice che l'autonomia spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze, bla bla bla, bla, bla. Abbiamo appena detto che ci sono le regioni che sono quelle anti-autonomia, soprattutto, che non riescono invece a spendere i soldi dei fondi di coesione europei. Che è incredibile come, no? Cioè in teoria avrebbero più bisogno, ma non li spendono e non si sa quale motivo. Parlo per i progetti regionali, non parlo di quelli nazionali, che per carità possono concorrere altri problemi che magari rallentano appunto l'efficacia dell'azione amministrativa che mette a terra i progetti dei fondi europei di coesione. Ma c'è, non dico di peggio, no? Ne abbiamo accennato prima, c'è allora il PNRR, 209 miliardi, di cui oltre metà a debito, che quindi tutti i contribuenti italiani restituiranno da qua al 2000 e mi pare 48, comunque insomma una bella cifra. Il PNRR dice che il 40% dei soldi devono essere spesi nel centro-sud, proprio per un discorso, come si è detto, no, di coesione, miglioramento dei servizi, per portare alcuni territori ad avvicinarsi non tanto al nord Italia, ma al sistema, diciamo, europeo, chiaramente, no? Essendo tutti noi in Europa, essendo fondi che vengono dall'Europa, come quelli di coesione, anche se quelli di coesione in realtà sono nostri che ci ritornano sotto altri vestiti, come dire. Ma vabbè. PNRR chiaramente dice sappiamo benissimo come è stato fatto il PNRR. È stato fatto che il 70% del potere diciamo di azione è stato in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi dopo è cambiato un po' di tutto, nel senso che cabine di regia, un po' di qua, un po' di là, Palazzo Chigi adesso in questo governo, e poi c'è un 30% che è stato delegato all'epoca ai comuni, che noi abbiamo sempre detto, ma scusate, le regioni possono intervenire, perché un comune se deve fare una ciclabile, faccio un esempio, un asilo nido, magari forse, ma l'ha detto anche Banca d'Italia e tanti altri esponenti, in poche parole dice mettiamoci d'accordo, non buttiamo i soldi. Ma vabbè. Comunque c'era un articolo 2 o 3 giorni fa, interessantissimo, un paio di giorni fa, di Repubblica, che diceva che dalla redazione dello stato di attuazione del PNRR del maggio 2025, cioè adesso,
della Corte dei Conti emergono delle criticità riguardo gli interventi delle missioni 5, che sono quelle diciamo della inclusione e coesione a proposito, e 6, missione 6, cioè la salute. I ritardi accumulati in questi ambiti sono tali per cui che per assicurare il completamento delle iniziative progettuali entro il 31 dicembre 2026, cioè quando scade in teoria il PNRR e per avere le risorse ovviamente, bisognerebbe accelerare i livelli di spesa di oltre 7 volte rispetto a quelli finora registrati. Però sempre scrive questo articolo di se si focalizza l'attenzione sul livello regionale, in particolare sulla situazione campana, con specifico riferimento alla missione 6, ovvero salute, ci si trova di fronte a un dato che non può non sollevare interrogativi e soprattutto sollecitare analisi di come partire e evitare simili comunque andiamo a evitare simili esiti. Andiamo nello specifico. La Campania ha la voce missione reti di prossimità, strutture telemedicina e assistenza sanitaria territoriale, in base alla relazione della Corte dei Conti, ha raggiunto fra il 20 e il 40% e lo 0,20% degli obiettivi da conseguire. Giudizio di Repubblica. Una situazione disastrosa. Dal rapporto Svimez invece del febbraio 25, più in generale, risulta che una maggiore criticità delle regioni del sud proprio rispetto a quelle del centro-nord, nell'attuazione del rafforzamento, investimenti per rafforzare la medicina territoriale. Gli investimenti per ospedali, case comunità, telemedicina riguardano progetti, allora per quanto riguarda le regioni del sud i progetti non superano il 30%, quelle del nord siamo al centro-nord, 72,7%. Se andiamo oltre l'ambito sanitario, se considera il sud come destinatario appunto del 40%, dei lavori, praticamente, siamo messi male. A poco meno, poi si va avanti con Repubblica dai 18 mesi a scadenza, fortissimi ritardi in qualsiasi roba. Le amministrazioni, del Mezzogiorno hanno performato peggio delle altre. E lo Svimez attesta che le regioni rimangono indietro rispetto a quelle del centro-nord di un 25%. I comuni scontano invece paradossalmente uno stacco minore, ma sono indietro del 18% i comuni del sud rispetto a quelli del centro-nord. E praticamente dice sempre Repubblica, cito, è davvero grave disporre di risorse per migliorare finalmente la vita di milioni di cittadini, anche e soprattutto per questo definiti di serie B nel paese, scrive Repubblica, e per intervenire di riduzione dei gap fra nord e sud e non riuscire a utilizzare queste risorse in questa direzione. Il gap quindi rimarrà, no? Ma se non si, dice Repubblica, ma se non si comprendono quali sono le cause che portano a questi paradossi, cioè chi deve spendere i soldi non li spende, non si può neppure ambire a risolvere questioni essenziali. Cioè, e quindi qua Repubblica dice, oltre all'atavico e gigantesco problema della carente capacità amministrativa che affligge notoriamente le regioni del sud, ulteriori cause possono essere individuate nella scarsa capacità programmatoria, bla bla bla, dell'ente che ha sviluppato un ruolo gestionale che non gli competerebbe per Costituzione e nella fattispecie il PNRR. Quindi poi, aspetta che andiamo avanti, quale indicazione per il futuro? Dice, conclude l'articolo di Repubblica. Regioni coinvolte nelle decisioni statali, magari nel mitico Senato delle Regioni e istituzioni regionali riformate, a partire dalla compagine amministrativa della ridefinizione del ruolo come ente di programmazione e non di gestione, e una cittadinanza che ne controlli l'operato e si esprima opportunamente al momento del voto per la campagna ormai alle porte. Ora, anche secondo me come dire, l'analisi è perfetta, poi però andiamo a finire sul fatto di dire ma i cittadini devono controllare chi votano, e poi c'è un discorso di dire che magari è meglio, come dire, sistemare un ruolo più di programmazione e non di gestione. E però vuol dire questo alzare le mani, vuol dire che allora perché serve la regione? Campania in questo caso, parlavamo della Campania in questo articolo di Repubblica. Cioè, qua il problema non è che è colpa, non so, di De Luca in questo caso o di l'amministratore XY di un'altra regione. Qua è un problema, come dice Repubblica, ma è un problema proprio di capacità amministrativa, ma andiamo a risolvere questa capacità amministrativa.
Come la risolviamo questa capacità amministrativa? La risolviamo intanto definendo delle risorse ben precise per i singoli territori, perché io capisco anche che magari, il presidente di una regione che non sa quali risorse avrà l'anno prossimo, ma più che altro perché poi ha gente che va via. Adesso qua parlavamo della sanità, dopo uno dice: "Ah, ma l'autonomia porterà la sanità di serie A e la sanità di serie B". Ma c'è già la sanità di serie A e serie B e non è colpa delle regioni del nord, ma è colpa di chi non riesce a spendere nemmeno soldi che sono stati, in parte, regalati dall'Unione Europea e invece gli altri soldi sono a carico di tutta la collettività, dei contribuenti italiani che pagheranno interessi su questo debito comune europeo fino al 2048-2049. Allora, a quel punto lì non conviene mettere allora, quando i cittadini potranno essere veramente controllori di come vengono spesi i propri soldi pubblici, a livello regionale? Quando sapranno, avranno una certezza sulle risorse che arrivano, no, cioè nel senso, non è possibile che, io incolpo l'amministratore A, che però non ha i soldi in mano certi, perché deve sempre andare da il politico B, l'amico C, l'istituzione D, per raggranellare un bilancio, no, come dire, regionale annuale e in base a vivi alla giornata, all'emergenza. Poi sì, magari c'è una capacità amministrativa inferiore ad altri, certo, ma come fai a migliorarla se non hai una certezza di risorse? La certezza di risorse deriva solo da un'autonomia e dall'attuazione del federalismo fiscale come è previsto proprio dal PNRR stesso, cioè in teoria fra 1 anno, cioè di questo periodo, bisognerà approvare il federalismo fiscale, che prevederà finalmente dei paletti certi sulle risorse per i territori e non più il mercanteggiamento classico in base a motivi politici, amicizie, non disturbare un territorio piuttosto che un altro, si vota fra 1 anno, allora facciamo così, facciamo colà. Cioè, questo cosa porta? Porta poi a una sanità veramente sempre più di serie B in certi posti e non una sanità di A+, ma una sanità ingolfata in altre regioni, perché chiaramente i cittadini che non trovano dei servizi degni di questo nome nel territorio A, andranno nel territorio B, dove i residenti del territorio B vedranno le performance peggiorare, i servizi calare, proprio perché c'è un intasamento di persone da tutte parti, perché nel territorio A non si lavori, nel senso le riforme, le cose necessarie per migliorare la vita, la qualità, e il benessere di chi lavora e porta avanti un territorio, no, la vita di un territorio e quindi anche i contribuenti di quel territorio e quindi le risorse di quel territorio. Abbiamo parlato oggi appunto di roba qua, dei fondi che dove dovrebbero essere spesi vengono spesi e la roba che fa specie, lo ribadiamo ancora, è che questi territori che sono in prima fila purtroppo contro l'autonomia differenziata e le riforme sono invece i territori che avrebbero maggior bisogno dell'autonomia differenziata proprio a partire con un discorso di, miglioramento della propria situazione. Attualmente la situazione non è, positiva, è negativa ed è destinata a peggiorare. Solo un cambio di architettura istituzionale e soprattutto, soldi certi può portare a un inizio di miglioramento. Se andiamo avanti così, non solo avremo sanità di serie A e serie B, ma avremo sanità di serie A e di Lega Pro, di serie C. Cioè la roba, che non si riesce a capire è questa qua, e più si va avanti più è peggio. Più, poi avremo meno popolazione in certi territori, soprattutto quelli del sud, quindi avremo anche sprechi di risorse pubbliche per creare delle infrastrutture che non serviranno a niente perché non ci sarà più nessuno. Se non vogliamo cambiare, se vogliamo peggiorare allora continuiamo così, benissimo. Se vogliamo cambiare, la parola è una sola: autonomia. Ragioniamoci sopra, ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui su Radio Libertà, da Giuliano Zulin, come sempre buona autonomia a tutti. Ciao.